Questo è un video per parlarvi del mio acquisto che ho fatto dal sito di Mulac. Questo è il sacchetto, mi sono arrivati i prodotti racchiusi in questo sacchettino che ha le bolle, in questa cartina. Ho ricevuto in aggiunta, senza saperlo, questi campioncini. Uno è uno shampoo nutriente e l'altro è una maschera nutriente intensiva, un olio per capelli e un campioncino della Trinity 3 in 1 della crema di Mulac trattamento viso multiazione. Allora, i prodotti che ho preso sono quelli della collezione i My Board Suite, ne ho presi due. Non ho voluto prendere la box, primo perché le ciglia finte io non le uso, secondo c'erano due tonalità di rossetti che non mi convincevano molto per il discorso della colorazione che andava verso l'arancione e non ero molto convinta che mi piacessero su di me. Quel rossettino che dà sull'arancione non è che mi piaccia molto. A parte Spogliami, che anche quello mi avrebbe piaciuto prenderlo, che è quel prugna violaceo, ma lo vedevo di più una tonalità da mettere in autunno, è una mia idea. E per cui ho deciso di prendere questi due prodotti. Ho preso la palette e il rossetto liquido in My Board Suite. Questo è il 01 e questa è la palette. Allora vi faccio vedere prima di tutto il rossetto, allora, che è anche la tonalità che indosso. È arrivato in questa confezione nera così. Questo è il pack esterno di questo rossetto e questo è il suo scovolino, che è un po' tagliato obliquo sulla punta. Allora, come rossetto liquido mi piace, è una bella texture sia da stendere che da portare durante il giorno. Non sono di quei rossetti liquidi che seccano eccessivamente le labbra. Io praticamente neanche lo sento, lo posso portare un'ora, 2 ore, 3 ore e non me le sento addosso quell'effetto che iniziano le labbra veramente ad essere secche. Questo sto tranquilla che non mi dà fastidio. Logicamente non resiste al cibo, mangiando a me va via, ma comunque è un buon prodotto rispetto ad altri rossetti liquidi, proprio per il fatto che non secca eccessivamente le labbra. Passiamo alla palette. La palette è fatta così, ha questa confezione cartonata, perché vedete poi esce così a scomparto, ed ha questa confezione fatta così, e aprendola esce la palette. Questa è la confezione della palette vera e propria. Si apre così, è come calamitata, si apre, c'è un grande specchio, c'è questa cartina di protezione. La cosa che mi piace delle cartine di Mulac è che, non so se riusciate a vederlo, ha questo scalino in cima che quando la si appoggia qui si ferma già da sola, ed è diversa dalle solite che non hanno questo scalino che si fermi così la carta. E queste sono le tonalità di questa palette. Ci sono ombretti opachi, ci sono degli shimmer come questo, che sono delle colori, anche questo qui sono degli shimmer. La riga centrale sono la nuova texture, che ha un effetto di brillantino più grosso, più luminoso. E queste sono le colorazioni di questa palette. Adesso vi faccio passare una foto degli swatch di questa palette. Allora, cosa dirvi di questa palette? Io l'ho già usata su questo make up, lo vedrete alla fine del video, vedrete come ho realizzato questo trucco. Allora, gli opachi si sfumano benissimo e mi piacciono, si può tranquillamente utilizzare un classico pennello.
mentre, e anche per gli shimmer c'è il stesso discorso, si può stare tranquilli, io utilizzo questo pennellino piatto, mentre la riga centrale con questo pennellino piatto non si ottiene niente, lo vedrete anche dalle clip mentre mi trucco, e si deve utilizzare o questo pennellino a spugnetta così, che è ma diciamo che può anche andare bene, oppure utilizzare le dita. Le dita è l'unica maniera per veramente avere il massimo della luminosità della riga centrale di questi ombretti. Io l'ho messo qui, l'unico problema, come vedrete anche nella clip che poi mi ripulisco, è che specialmente facendo l'angolo qui interno con il dito è più grosso di un pennello e io almeno mi sono sporcata qui sotto e ho dovuto ripulirmi. Come fallout, i brillantini, cioè la riga centrale un po' la fa, si deve un attimo stare attenti a come se li usa, perché se io utilizzando, la prima volta che ho provato con questo pennello piatto ho fatto fallout, poi sono andata più tamponando con questo a spugnetta e ho fatto meno fallout, quasi niente. Con il dito non si riesce a non fare fallout, però c'è il discorso che bisogna stare attenti qui da non sporcarsi. Però come texture sono veramente veramente belli. Io questa palette mi piace molto, sono colori sì nude, però come ha detto anche la presentazione di questo video, la Sindina, sono nude rivisitati, per cui sono belli. Per aggiunta c'è anche un nero che non è considerato un nero intenso, però visto la natura della palette che è sui toni del nude, va più che bene. Ed per me è molto molto valida come palette, costa sulle 39,90 € se non ricordo male. Ed è, a parte che adesso non so se la trovate sul sito ancora scontata, non so se la pagate meno di 39,90 € o se 39,90 € sia già il prezzo scontato, adesso non me lo ricordo perché come lancio di questa palette i prodotti sono stati scontati, perché anche il rossetto liquido da 14 € e qualcosa in centesimi l'ho pagata 12 € e qualcosa in centesimi, per cui un po' di sconto c'è. Allora questa qui è la palette, io la trovo bellissima come tonalità, mi piace molto, diciamo sono quelle palette che acquisto tranquillamente perché so che le utilizzo, se no è un giorno e l'altro queste colorazioni sugli occhi me le metto. Sono tonalità che si possono utilizzare sia d'estate che d'inverno, per cui è molto molto bella come palette. Allora, prima di iniziare a truccarmi gli occhi vi dico cosa ho già messo. Ho già messo questi due prodotti di Kiehl's, uno è il contorno occhi, uno è questa crema Super Multi Corrective Cream con protezione 30 che la metto sul viso. Come base per il trucco occhi ho messo questo primer di Fenty Beauty, che è quello che sto utilizzando ultimamente e mi sto trovando bene. L'unica cosa è che stendendolo si deve aspettare un attimo che si asciughi, perché da umido, mettendo subito l'ombretto, tende a fare macchia, mentre aspettando un attimo che si asciughi si evitano veramente le macchie. Allora iniziamo con il trucco con questa palette. Allora, per prima cosa io inizio con la piega e allora per prima cosa metto Comfort Zone e uso questo pennellino di una vecchia collezione di Kiko. Allora prendo Comfort Zone e sbatto un attimo e iniziamo con la piega. Allora, come vedete sono colori tenui, non sono, cioè sono colori che vi permettono di fare più di una passata e secondo me è meglio.
perché si evita veramente di fare chiazze di colore che potrebbero non piacere. E sono facili da sfumare, come potete anche vedere non è che siano complicati da sfumare. Tra un colore e l'altro utilizzo questa spugnettina qui di Sephora per pulire il pennellino. Poi un'altra colorazione che adesso metto è Topless, questa qui sempre con lo sfumino, e la metto per dare un po' di luce qui sopra. Ripuzzo sul colore, non è che questa colorazione, cioè dopo è tipo, bisogna vedere la colorazione della propria carnagione, però è un colore che è molto simile alla mia pelle, per cui anche dalla videocamera vedete che quasi si perde come tonalità. Un altro colore che voglio sempre mettere sulla piega, a parte che io adesso, vedendomi da davanti, preferisco rimettere un po' di Comfort Zone qui per alzare un po' qui l'angolino, altrimenti mi si perde completamente nell'infossatura dell'occhio. Per cui mi alzo un po' con questa tonalità. Adesso metto un'altra tonalità sempre nella piega. Ultimamente mi piace qui nella piega giocare con più di un colore per dare una mia tonalità diversa da quella che può essere un singolo ombretto. Metto Undernet, questo qui, puccio un po' il pennellino, sbatto l'eccesso e lo metto qui giusto proprio nella piega. Per intensificare ancora di più. Adesso passo alla palpebra mobile. Allora, volevo mettere Super Hot, questo qui, però lo metto con la parte piatta del pennellino e la metto nella parte esterna, fino più o meno a metà occhio.
sono un po' salita di più, poi lo sfumo con il sfumino, così mi libero di quell'effetto di aver fatto macchia. Giro la parte del sfumino e sfumiamo questa parte. Sono uscita un po' dai mic, di solito rimango più dentro con questa sfumatura, ma visto che sono un po' più uscita dal solito, mi faccio questo lavoro giusto per stendere di più le colorazioni. Ok, adesso vi faccio vedere la parte centrale di questa palette. Allora, le cialde centrali io le ho provate con il pennello, adesso vi faccio vedere, non è che colorino molto. Io volevo utilizzare il lingerie, che è questo, e vi faccio vedere che non è molto, almeno l'ho utilizzata, quelle 2 volte che l'ho utilizzata non è che mi sia molto piaciuto, e anche si rischia di fare fallout. Come vedete, questo è l'effetto con il pennello, non è che funzioni molto. Allora, poi ho provato con un altro pennello, questo qui con la spugnetta, e riprendo il colore con questo pennellino a spugnetta e vediamo con questo pennellino a spugnetta che effetto che fa. Allora, già meglio, però vi dico che il meglio è con il dito. Io adesso con questo sfumino diciamo che si riesce anche ad ottenere qualcosina. Adesso vi faccio vedere dall'altro lato di qua, faccio vedere con il dito l'effetto che fa. Allora, prendo la colorazione con il dito, vedete che dà un bel effetto luminoso. L'unico problema è qui vicino all'attaccatura, che come vedete ci si sporca. Io almeno mi sporco sempre lì sotto, poi devo con cotton fioc mi pulisco, lo bagno di bifasico e mi pulisco. Comunque questi qui è l'effetto, vedete, questo è con il dito e questo è con lo sfumino, perché avete con il pennellino così a spugnetta, perché avete visto che proprio con il pennello classico non si riesce veramente a prendere il colore, mentre con il dito diciamo che ha il suo perché. L'unico problema è che ci si sporca, per cui poi ci si deve un attimo pulire, perché come vedete io mi sporco. Rimettiamo anche di qua un po' di colore con il dito, e questo è l'effetto con il dito. Poi nella parte centrale dell'occhio, tra le 2 tonalità, volevo mettere Yewel, questo. Aspettate, forse potrei mettere Feel Free, questo qui, Feel Free, metto sempre con il dito e ci metto questa colorazione Feel Free e la metto qui al centro dell'occhio, così per smuzzare, per eliminare un po' di riga tra le 2 tonalità, per fare un po' questa sfumatura fatta così. La faccio anche di qua, a parte che poi devo mettere a posto con il pennello un po' di aiuto, con il pennello qui, riprendendo un attimo, forse anche senza prendere colore,
mi metto a posto un po' la sfumatura qui verso l'esterno. Forse portare un attimino con Super Hot, che è questa tonalità, ne prendo un po' sul pennellino e intensifico un attimino qui proprio giusta sull'angolo qui esterno. Ok, io adesso per quanto riguarda gli ombretti avrei finito. Cioè qui nell'angolo interno, volendo, potrei mettere qualcosina, però prima di mettere qualcosina qui nell'angolo interno mi devo pulire da quello che mi sono sporcata mettendo gli ombretti con le dita. Vado a prendere un cotton fioc bagnato di bifasico e mi pulisco. Eccomi qui, allora ho bagnato il cotton fioc e adesso, facendo questo lavoro, dovrebbe, almeno l'altro giorno che ce l'ho fatta, dovrei riuscire a togliere questo eccesso di brillantini che ho qui, specialmente da questa parte. Li sto mettendo un po' dappertutto. Poi mi rimetterò il contorno d'occhi comunque con questo effetto, passandoci sotto anche un fazzolettino riesco a pulirmi qui dell'eccesso del sporco che ho fatto. Nel frattempo mi sono messa il mascara, ho messo Major Pleasure, questo qui di Nabla, che è questo qui nero, e sulle labbra ho messo il rossetto liquido sempre della stessa linea, il My Bird Sweet, questo qui che è il 01, e questo è il risultato di questo make up. Volevo farvi vedere che sopra questo rossetto liquido, specialmente adesso d'estate, se vi piace un po' del luccichio, io ho questi due gloss. Uno è di Urban Decay e si chiama Dirty Talk e non so se ci sia ancora, ma penso di sì. Cioè, sul sito il formato di questi rossetti li ho ancora visti, ma non so se siano di questi gloss brillantinosi, perché adesso non so se la telecamera lo riprenderà mai, ma dentro ci sono dei brillantini sul rosa, sul lilla, è molto molto bello. Se no, di una vecchia collezione di Kiko c'ho questo che è della collezione Julie Jungle Lip Gloss, e anche questo qui c'ha quei brillantini dentro che come vedete qui adesso con le luci non riesco a definirli neanche io se sono dorati, rosati, però comunque un po' penso di riuscire a farveli vedere che c'è un bisluccichio. Io oggi metterò questo gloss di Urban Decay, vi faccio vedere come l'ho utilizzato io anche l'altro giorno, giusto per togliere quell'opacità al rossetto liquido che d'estate non è male toglierlo. Io l'ho messo qui al centro, ho tamponato le labbra, aiuto che non vedete niente, giusto per dare un po' di... questo è l'effetto che adesso mi avvicino un po' con la telecamera, questo è l'effetto che mi sono creata
creata sulle labbra, giusto per togliere quell'opacità a un rossetto opaco. A me piace molto questo effetto e visto che sono ravvicinata vi faccio vedere anche l'effetto sugli occhi del trucco realizzato. Mi riallontano. Ok, io per questo video vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!